Ho variato, ho fatto l'amministrativo, ho fatto il tecnico, ho fatto le fotocopie, cercando di entrare in qualche canale che mi potesse dare delle opportunità. Però ogni volta si seccavano, si arenavano. Al volto di Claudia Fabris, mestrina, 45 anni, l'emergenza lavoro in provincia di Venezia. Una laurea in architettura in tasca, sposata e con un figlio, Claudia non lavora da quasi 2 anni, nonostante nella sua vita abbia fatto di tutto. Vinto parecchi concorsi, lavorato per cooperative private come insegnante e in pubbliche amministrazioni. Niente da fare. Il 2013 sarà peggiore dell'anno appena passato, secondo il quadro tracciato dalla Camera del Lavoro della CGIL Lagunare. Un veneziano su 10 è senza lavoro, 5.000 quelli rimasti senza occupazione solo nel 2012, il 20% in più rispetto allo scorso anno le aziende che in gennaio hanno dichiarato lo stato di crisi. E anche tra chi trova lavoro, a guardare bene, emergono dati di preoccupazione. Solo l'8% dei 190.000 nuovi assunti ha trovato nel 2012 un lavoro stabile. C'è tutto il tema della parasubordinazione, della precarietà fittizia, che noi riteniamo un dato molto allarmante in un territorio dove sicuramente è mortificato dalla crisi, dall'emergenza Porto Marghera, ma dove c'è un'economia turistico-culturale che ancora regge. L'elenco di disoccupati e sottooccupati è lungo, come questa giovane mestrina, 30 anni, una laurea in antropologia a Ca' Foscari in tasca, che si definisce fortunata. In fondo un lavoro ce l'ha. Ho mantenuto lo stesso lavoro che avevo cominciato per mantenermi gli studi, cioè un lavoro di commessa part-time. Sogna di usare la sua laurea Nicole, ma solo il 7% dei nuovi assunti ha quel diploma in tasca nel veneziano. Ha invece quasi perso le speranze Rita, 28 anni, mestrina, una laurea in lingue occidentali che a un certo punto, per essere assunta come barista, ha tolto il titolo di studio dal curriculum e adesso, dopo 3 diverse assunzioni, una delle quali alla Ditec, è in cassa integrazione. Io vorrei andare all'estero, spererei di riuscire ad andare negli Stati Uniti, che è quello che ho studiato, spererei di riuscire a trovare un lavoro lì o comunque di aprire un'attività mia lì. Qua non lo aprirei, non l'aprirei mai, non mi fido dell'Italia.